Gianluigi Ilaria, derby vinto, 47 punti, potete arrivare a 50, quinto posto. Se c'erano dei dubbi sulla prestazione dell'Iglesias, oggi che ha assistito alla partita ha visto l'Iglesias dei giorni migliori in un derby in cui il Carbone poteva salvarsi. Avete vinto voi, il Carbone avrà un'altra settimana di passione. Sì, è stato un derby abbastanza sentito questa settimana da entrambe le parti, siamo riusciti a sbloccarla con Nico, abbiamo fatto una gara diciamo più sull'intensità, magari meno sul gioco, come il Carbonera stava facendo perché impostavano bene, noi li abbiamo un po' più aspettati e cercavamo di ripartire e poi Capellino l'ha sbloccata al secondo tempo. Però nel primo tempo avete avuto diverse Sì, occasioni. abbiamo avuto la rovesciata di Alvarenga, un'altra occasione con Cancellieri su una ripartenza gli ho dato una palla in profondità ed è stato bravo lui a sgusciare tra i difensori. Poi, ripeto, siamo stati compatti, dietro non abbiamo fatto magari passare niente al primo tempo, seconda volta abbiamo avuto l'ultima occasione a traversa e ci è andata bene e adesso cerchiamo di consolidare il quinto posto. Senti Gianluigi, non giriamoci intorno perché voi ovviamente le voci arrivano nello spogliatoio, nella settimana si diceva appunto che il Carbone avrebbe passeggiato, avrebbe vinto tranquillamente, per fortuna c'è ancora il merito sportivo, no? Si gioca sul campo e si ottengono i punti sul campo. No, Ovviamente sempre... non erano le voci da Carbone ma da altre parti. Sì, diciamo che le voci al di fuori del campo hanno detto questo, poi penso che di domenica poi si gioca dentro il campo e questo è stato il risultato. Poi è stata una parità apertissima, diciamo che il risultato non è stato né un 3-0, comunque con tanti gol, quindi un 1-0 ristretto, poi abbiamo fatto una grande partita, è stato un bel derby e è andata così. Anche perché poi c'è stata un'occasionissima anche del Carbone, quando Pavone ha avuto la palla filtrante, a tu per tu con Idrissi e li ha salvato. Sì, e Adam ha fatto un bellissimo intervento, quindi quello ci ha salvato. E poi mi ricordo la traversa Sì, ci ha mancavano salvato. 30 secondi alla Sì, proprio alla fine della partita. Esatto. Senti, Gianluigi, facciamo un resoconto di questa stagione, non cambierà nulla per voi, siete quinti, rimarrete quinti, ma non ci sono i playoff, è l'unico gran peccato di questa stagione. Sì, diciamo che il giorno di ritorno abbiamo fatto un grandissimo giorno di ritorno da squadra, siamo riusciti ad amalgamare più il gruppo, quello che non c'era penso al girone d'andata. Magari abbiamo fermato quasi tutte le grandi, quelle che sono su, meritando anche, penso, qualcosa in più. Nell'ultima intervista avevo detto che i punti dell'andata, magari qualche pareggio strappato al girone d'andata ci sarebbe servito di più, però va bene così. Consideriamo il quinto posto, cerchiamo di arrivare a 50 punti. Ecco, c'è anche, vi è arrivato anche comunque lo storico, no, dell'Igreja, perché questo è il miglior campionato dal 2001 al 2002 come punteggio. All'epoca fecero gli spareggi col Sant'Elena, invece questo comunque è un bel risultato per voi. Sì, anche per la società che il presidente ha messo su parecchi sforzi e l'abbiamo cercato di pagare. Oggi ci hanno chiesto un ultimo sforzo, diciamo il penultimo sforzo, perché domenica prossima o sabato prossimo quello che c'è il Ghilarza e cerchiamo di concludere nella miglior maniera possibile, rendendo felice la società, l'allenatore e tutti quanti. Ti vedo un po' spento, perché sei stanco o perché che cosa è successo? No, un pochino stanco perché ci sta. Ecco, volevo strapparti appunto il sorriso. Gianluigi, domenica col Ghilarza, appunto quota 50, un'altra vittoria puntata a quello. Sì, è un altro obiettivo che cerchiamo di raggiungere, ripeto, per far sì che in cifra tonda siano felici tutti quanti e considerare il quinto posto. Grazie. Grazie mille.